la tua volontà, che parliamo quelli che viene dal suo Santo Spirito, Padre. Sia con noi dall'inizio alla fine e anche quando siamo a casa per la strada, sia con noi, Padre. Ti ringraziamo in tuo santo nome. Amém. Io vorrei cantare l'inno 25 dell'Inario perché lo so ancora più o meno questo. Vorrei che qualcuno venisse qua davanti a pigliare e a portare per i fratelli. E dopo questo viene Nemes a cantare inno di lode. Amém? 3, 4 inni, come lo Spirito Santo tocca il cuore di lei. Amém? Potete sedere. Amém? E 25, così tutti cantiamo insieme, perché non è che la mia voce è bella da cantare, no? Anche te, eh? Vinicius, impara. Amém? Possiamo? Rick, tá a posto? Mafalda, tudo bene? Pati. 25. Viva Cristo, eterna mia ricchezza. No, è 26, scusami, 26, scusa. 26, scusate. Viva Cristo, eterna mia ricchezza, rupe scudo al cal di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, roca mia diletta, vera e mana, verità perfetta, son seguro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro e vita e dopo morte. Mi consola la parola santa e pura de suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli onoro benedetto, il suo bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in che vivo e vivo tutto quanti, gli eletti benedetti dall'eterno suo Evangelo. Amém? Sorella Nemesis. Pace a tutti. In realtà, fratelli, nessuno abbiamo la voce bella, ma Dio, come posso dire, Dio guarda questa lode come un profumo grato, perché Lui vede con quel sentire, con quella ragione che noi facciamo, amen? Così lodiamo con il numero 160. 160. Amen. Benedizioni abbondanti, questo ha promesso il Signore, doni per
consolanti, pegni del suo grande amor, piogge abbondanti, piogge di spirito vogliam, stili di grazia abbiamo, ma una gran pioggia chiediam, benedizioni abbondanti, manda dal cielo, Signor, risvegli vivificanti, che cambiar possano i cuor, pioggia abbondanti, piogge de spirito vogliam, stili di grazia abbiamo, ma una gran pioggia chiediam, benedizioni abbondanti, possano adesso cader, mentre preghiamo anellanti, e a te vogliano il pensier, piogge abbondanti, piogge de spirito vogliam, stili di grazia abbiamo, ma una gran pioggia chiediam. Alleluia. Questo dobbiamo anelare, fratelli. Piogge de benedizione, amen. Continuiamo con il 102. Gesù el Salvador, che Dio dal ciel mandò in terra per salvare l'uomo peccator. In lui chi crederà vittoria sempre avrà, e vita eterna in dono un din il ciel godrà. Avanti o vo, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti o vo. Nel ciel mi porterà l'amato mio Gesù, egli del mio nemico il capo triterà. Al caro Redentor fedele saré ognor, ei solo lo seguiré, ei solo con fervor. Avanti o vo, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti o vo. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signor. Dal cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso egli sarà. Avanti o vo, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti o vo. Presto il buon Salvator con sé mi porterà in cielo per godere l'eterna eredità. Abramo allor vedrò, Isacco incontrerò, insieme con Giacobbe a tavolo sarò. Avanti o vo, per entrare nella gloria del Signor. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore, non più guardo a questo mondo, avanti o vo.
Alleluia. È il comandamento del nostro Signore. Amen. Finiamo con il 105. È lì vicino. Tutto a Cristo io m'arrendo, tutto a Cristo il cuore do, io da Lui solo dipendo, da che Egli mi salvò. Io m'arrendo, Signor, io m'arrendo, Signor, tutto a Cristo, io m'arrendo, Signor, tutto a Cristo io m'arrendo, per il suo sangue al Padre vo, il suo amore ora comprendo, grande amore mi portò. Io m'arrendo, Signor, io m'arrendo, Signor, tutto a Cristo, io m'arrendo, Signor. Sulla croce con amore sparse il sangue il Redentor per salvarmi peccatore d'ogni male, di ogni error. Io m'arrendo, Signor, io m'arrendo, Signor, tutto a Cristo io m'arrendo, Signor, di Gesù il giusto, il forte, sono ora ambasciator, e per lui fino alla morte sarò sempre vincitor. Io m'arrendo, Signor, io m'arrendo, Signor, tutto a Cristo io m'arrendo, Signor. Gloria a Dio. Pace a tutti, fratelli. Io mi arrendo, Signor, vero? Amém? Tutto a Cristo. Oggi siamo pochi, no? Perché c'è la pioggia e siamo pochi. Guardatevi uni agli altri, vedi come siamo pochi. Però c'è una parola nella Bibbia che quando l'esercito della Siria ha cercato Dotan per catturare Eliseo si dice no, in italiano, no? Il suo servo è stato con paura e achando che e temendo che era solo loro due,
ha detto a Eliseu: sente, l'esercito è tutto circondato la città, cosa facciamo? E Eliseu ha guardato lui e ha detto: senti, ha fatto una preghiera e lui si è aperto gli occhi e lui guardando nel monte e per terra ha detto così: non tenha medo, non abbia paura, os che stanno con noi è più numeroso. E quando lui ha aperto o occhio, ha visto cavalieri, cavalli, tutti a proteggere lui. Amém? Io volevo invitare la sorella Paola per fare una preghiera e dopo leggerò qualcosa nella Bibbia e così avanti diamo la proseguità nel culto. Amém? Hoje il fratello Rick, il nostro dirigente dell'adolescente, no? Porterà la parola di Dio. Amém? Stiamo in preghiera in spirito e verità perché Dio possa riempire il nostro cuore e che la nostra parola sia venuta dallo Spirito Santo. Amém? Prego. Saluto a tutti con la pace del Signore. Possiamo ficar in piedi per fare questa preghiera. Signore, nosso Deus, nosso Padre, in questo momento, Signore, siamo qui in tua presenza, Signore, e ti lodiamo benedicendo il tuo santo nome, Signore. Ti prego, Signore, che questa mattina tu venga, Signore, a fare una cosa nuova nella vita di ognuno, che ti possano, Signore, di questa mattina, Padre, vedere il ministero di questa Chiesa, i nostri pastori e tutti quelli che scooperano, che sono operari di questa Chiesa, Signore, che tu la mano sia con tutti, Signore, per benedici, Signore. Ti peço, Signore, anche per i bambini, ti peço anche per i giovani della tua Chiesa, Signore. Peço a quelli che sono ammalati, Signore, che tu sia con unione per dare vittoria, Signore, per guarire, per stare con Lui in questo giorno, per fare un miracolo in sua vita, Signore. Ti peço, Signore, in questo momento, la tua benedizione sopra la tua Chiesa, Signore. Che tu, Signore, sia, alleluia, quello che porti la parola. Che tuo Spirito Santo venga, Signore, in questo momento, lavorare, Signore, in questa Chiesa. Che ha, Signore, salvazione e ha battesimo con lo Spirito Santo, Signore, in questa Chiesa. Che tutte le famiglie, Signore, sia alcançada, Signore, pela tua mano, que haja salvezza nas famílias, que quelli che sono lontano di teu cammino, Signore, che tu venga a portá-lo na tua chiesa, mettere, Signore, in seu cuore uma unzione di saudade, Signore, di mancanza, Signore. Di questa mattina, Signore, ti peço, amém, Jesus. E nesta mattina, Senhor, tu venga, Signore, a lavorare na vida di cada família, Signore. Entra com um soccorso, Signore. E questa mattina entra com um soccorso. Entra, Signore. Aleluia. Glória ao nome do Signore. Vare, aleluia, dando vitória, Senhor, na tua chiesa questa mattina, Signore. Per cada base missionária, Scandisce, il Belluno, quella famiglia che lavora di là, quelle persone che sono di là, e anche in Verona, in Legnago, Signore, visitano, Signore, quella base, visitano a base di Pisa, vê aquele lavoro, Senhor, visita, Dio, fare una cosa nuova, Signore, che la tua gloria, che la tua potenza sia con cada uno, Signore. Alleluia, si rivela, Signore, questo paese, che tuo nome sia conosciuto, che teu nome sia conosciuto in tutte le persone, Signore. Per la tua gloria, nós ti ringraziamo in nome di Gesù, Signore. Amém.
de Lodi em Brasília, que com este hino é bastante vecchio, e eu cantei ora em português, quelli que capiscono português, capiranno. E anche quelli che parlano spagnolo capiranno perché è simile, no? E questo hino non si canta più in chiesa in Brasile, perché è vecchio. Dice così: c'è un anjo seduto in teu lugar, ele está sentado lá, esperando você voltar. Há muito tempo que você se desviou, deixou o primeiro amor, deixou tudo para trás. E até hoje o anjo do Senhor está sentado em teu lugar. Scusami perché io piango, perché ho stato troppo tempo lontano da Dio, no? E ora che sono qua sono gioioso. Scusatemi, io piango perché io sento la presenza di Dio. Amen? E uno dei fratelli che non sono qua, io credo che c'è un anjo seduto qua, esperando il fratello ritornare, perché dice la parola di Dio che c'è un anjo che protegge uno di noi. Amen? C'è un anjo che protegge te, fratelli. C'è un anjo che protegge te. E te, che non sei firme nella parola di Dio, si appega nella parola di Dio, perché l'unico cammino è la parola di Dio. Amen? Apriamo la nostra Bibbia. Apriamo la nostra Bibbia in Genesi. Scusatemi se piango, fratelli, sono così. Acostumatevi, amen? Io ho imparato da piccolo, perché sono cresciuto nella parola, amen? Io ho sempre imparato che la Bibbia chiusa è soltanto un libro. Chi già sentito così? La Bibbia chiusa è soltanto un libro. Ma quando apriamo la Bibbia, è Dio parlando con noi. Amen? Reverência, fratelli, quando apriamo la Bibbia. Perché quando sei qua, sei a casa, sei nel lavoro, è Dio parlando con voi. Amen? E hoje voglio parlare una riflessione veloce perché c'è Rick dopo. Amen? Voglio parlare della opera prima del Dio e il suo capolavoro. Amen? Apriamo in Genesi. Gênesis 1, capítulo 26. Voglio leggere insieme con voi questa parte e dopo do prosseguimento, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26, fino a versículo 27. Abbiamo trovati? E poi Dio disse, la opera prima di Dio, Nós siamo la opera prima di Dio, il capolavoro di Dio. Amém? Poi Dio disse, facciamolo uomo, la nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sul pesce del mare, sui uccelli del cielo, sui bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo, alla sua immagine lo creò, a immagine di Dio. Le creò maschio e femmina. Amém? Quando Dio ha creato noi, eravamo perfetti in santità, in comunione con Dio. Amém? È vero o no? E Dio ha dato soltanto un comandamento per l'uomo, per non comere il frutto del peccato, no? Del bene e del male. E Dio dice così, all'Eterno preso dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo lavorasse e custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo, mangia pure liberadamente da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non mangiare, perché nel giorno in che tu mangerai, per certo morirai. Amém? Era soltanto un comandamento, però gli uomini ha fatto quello che Dio ha detto di non fare. Guardiamo. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente.
ed ela prese suo fruto, ne mangiò e ne dette anche suo marito che era con lei. E egli nel mangiò. Allora si aperto gli occhi di ambedue e si nascorsero di essere nudi. Così cucirono delle fogliami de fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Amen. E nel passaggio del giorno, perché dice la parola così nell'inizio, no? Perché Dio visitava la mattina e la sera, visitava la sera e Dio diceva, Dio veniva nel giardino la mattina e dopo veniva la sera per parlare com Adamo. E Dio venindo nel giardino di Eden, e Adamo se nascosto perché lui è preso dei frutti che non poteva, si è aperto il suo occhio e lui ha visto che era nudo, no? E se cucirono per sé e per la sua moglie de foglie de fico, che si dice qua, e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie de fico e se ne fecero de cinture per coprirsi. Amém? Quando nós pecchiamo, non è Dio che si afasta da noi, ma è noi che si afastiamo di Dio. Dio è sempre qua, presente, onipotente, onisciente, è sempre qua. E quando noi pecchiamo, siamo noi che allontaniamo da Dio. Vediamo qua nel versetto seguente, Dio dice così. E Dio dice, allora l'Eterno chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Anche se noi pecchiamo, Dio viene a cercare noi, amém? Ele rispose, Adamo rispose, e ele rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che era nudo? Hai forse mangiato dell'albero di quello ti avevo comandato di non mangiare? Amém? E quando noi pecchiamo, fratelli, facciamo só le cose sbagliate. Facciamo só le cose temporanee che non va a lungo, ma quando siamo nella presenza di Dio, facciamo le cose grandi, le cose che c'è la perpetuità, perché oggi sono qua a parlare di Dio, ma domani sarà la mia figliola, sarà un di voi, sarà il vostro figliolo, capito? Così dobbiamo avere una vita retta nella presenza di Dio, amen? Chi può dare un gloria a Dio? E guarda come Dio è perfetto. L'uomo è fatto così, guarda, leggiamo un'altra volta. Allora si ha perso gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Noi sappiamo che le foglie tra poco vanno via, no? Cadono dall'albero. E Dio, con la tua potenza, e già sapendo che doveva venire uno per coprirsi la nostra nudizia, come si dice? La nostra nudità, Dio è fatto così, guarda. Qua Dio già profetizzava, guardiamo. Leggiamo insieme il Genesi 3, capitolo 21. Capitolo 3, Genesi 21, versículo 21. Guarda, questo versículo è tremendo. Prima la Bibbia, Genesi 3, versículo 21. Abbiamo trovati? Guarda qua, Dio già profetizzava che un terzo essere doveva venire al mondo per coprire la nostra nudità. Amém? Guardiamo. Pois l'Eterno Dio fece Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vesti. Qua vediamo che Dio ha preso un terzo essere innocente, ha ucciso, ha tolto la pelle e ha vestito la tua moglie e lui. Amém? Qua Dio già profetizzava che doveva nel futuro venire uno che doveva schiacciare la testa dei diavoli,
Amém? Per portare noi un'altra volta a Dio. Leggiamo qua, io leggo qua per essere veloce. Allora l'Eterno disse alla serpente: perché ha fatto questo, sia maledetto fra tutti i bestiame e fra tutte le fiere di campi. Tu camminerai su ventre e ne mangerai povere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il suo seme e il seme di lei. Esso, qua si parlava lá de Jesus, guardiamo, esso ti scaccerà il capo e tu ferirai il calcanho. Quando Jesus è stato morto nella croce, il diavolo è ferito il suo calcanho, ma dopo che lui è risuscitato, è venuto in gloria per salvare noi. Amém? Dio dà inizio alla fine di questo libro, che è aperto, è Dio parlando con noi. Dall'inizio alla fine vuoi portare noi, peccatori, con sé. È dall'inizio alla fine. Depois prenderei di Gênesis e Apocalipse, è Dio battagliando, querendo che portiamo noi con lui, perché dice la parola di Dio che Dio non è contento che uma anima si perca, amém? Per la volontà di Dio è che tutti noi siamo salvati, amém? Io vorrei leggere qua só un passaggio veloce, che Gesù ha detto così. Guardate questo, che questo versito qua è bellissimo, amém? Giovanni 14,6. E Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amém? Que possiamo dare glória a Dio, perché Ele è l'unico che può salvare le nostre anime. Amém? Hoje c'è classe felice? C'è classe felice, mas classe felice solo di un bambino? Va bene, si fa la classe felice di solo un bambino. Ora cantiamo e facciamo anche l'offerta. Volevo invitare il fratello dei pastori per fare la colletta, amém? Puoi venire a fare la colletta? Vinícius. Io credo che lui sarà come i pastori, amém? Pieno della presenza di Dio. Amém, Vinícius? Io lascio la parola a Nilma, così lei canta. Qual è? Io canto un po'. Siamo per fare la colletta, amém? Io vorrei invitare la Nilma per fare la preghiera per la colletta e dopo cantiamo inno, amém? Amém. Preghiamo, fratelli. Signore, in questo momento vogliamo, Signore, offertare a te, Signore, il meglio di noi, non solamente, Signore Gesù Cristo, il nostro utto a te, Signore, ma noi anche, Signore, siamo qui per offertare la tua opera, Signore, para che la tua opera venga a crescere in questo posto e le altre persone possano conoscere, Signore, la tua parola e loro possano rendersi a te, Signore, come il Signore della loro vita, della loro casa, nel nome di Gesù Cristo. Io ti prego, Signore, benedici la vita di ogni fratello, in nome di Gesù, amen. Nemesis, potete venire qua a cantare così? È uguale a quell'inno che lei ha cantato quel giorno, che lei vuoi cantare un'altra volta, amém? Con la Leti. Cinco 583. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no,
sento che gli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, che gioia lor sarà, canterò, griderò, alleluia. Dio È vivente, no, non è morto, Dio è vivente, no, non è morto, Dio è vivente. no, non è morto. Lo sento Dentro me, lo sento che gli è qui, lo sento tutto intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. quando i cieli si apriranno, che gioia lo sarà, canterò, griderò, alleluia. Gloria a Dio. Amém? I bambini è il futuro della Chiesa, amém? Io vorrei invitare, prima di passare la parola ai fratello Rick, volevo invitare la sorella Paula a leggere un versito, cantare un inno, come lo Spirito Santo di Dio toccare nel suo cuore, amém? E dopo passiamo la parola ai fratello Rick, amém? Fratello Rick è il, come si dice, il responsabile dei giovani. Che Dio possa portare la parola sempre a Lui, perché i nostri giovani crescano con la forza di Dio, amém? Che crescano in spiritualità e in verità, amém? Chi crede così? Che possiamo essere in questa terra albero forti e nel tempo opportuno produciamo frutti e abbondanza, amém? Que na nossa parola cade per terra e frutifique, e que a nossa parola possa crescere e tornar-lhe arte, albero forte, amém? Amém. Sentiamo la sorella Paula, amém? Saluta tudo com a paz do Senhor. Io deixaram no versículo, però non so parlare tanto italiano per dire che cosa fa. Deixa quando se bene, parlare bene, parlo. Amém? Contenta com a nossa sorella Adriana. Estava pregando per lei, sempre prego por lei, pela sua família, e anche la nostra sorella che não é venuta, mas sei que o Senhor está aprendendo cura de uniões. Amém? E vou lodar no 145 de nosso livro de cântico. Amém? Peço a Chiesa que me aiute. Oh, meu Senhor, allora che con rispetto io mi ricel che fece in tu voler e lo esplendor de stelle sento intorno il mondo intero che nare in tu poter. Un canto in cuore nasce a te, Signor. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto in cuore nasce a te, Signor. Grande sei tu, grande sei tu. Allora che vo vagando super mondo
cielo sinto antiguità e vendo giù gli immensi prati verdi e del cielo ascolto e murmurar canto em cor nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Canto em cor nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. E nele pensar quem Salvador que em terra venha sofrer pelo homo pecador que ele portou su Gogotá e meu male e quer morir per dar-me paz e amor. Canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Quando Jesus ritornerà dal cielo e gioia e pena mi darà lassù, mi porterò davanti sul bel trono per proclamar, Senhor, grande sei tu. Canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu, grande sei tu. Canto em cor e nasce a te, Senhor. Grande sei tu. Grande sei tu. Aleluia, glória a Dio. Eu quero engraçar uma coisa que o Senhor mi ha fatto ricordare, perché tutto che Dio fa ha un proposito. Io lavoro per aiutare una famiglia e questa settimana quando era a casa di questa donna, mi riceveva piangendo. Io ho detto, ma che cosa succede con te? E lei mi ha detto, ella è mio figlio grande, che non gli voglio andare a scuola, è una fase terribile che non obbedisce e la maestra sempre mi chiama e questa donna è una donna praticante, però il suo marito anche io il suo figlio piccolo, ma questo non vuole andare. E questi io ho visto che era una porta che Dio stava aprendo per mi parlare del Dio per aquella donna. E io ho parlato di Dio e ho detto andiamo a fare una preghiera per il tuo figlio, per la tua casa, per te. E andiamo a prendere la Bibbia e leggere un versicolo per vedere che cosa Dio parla con te. E lei non sapeva leggere la Bibbia. Non sapeva, almeno aveva una Bibbia, era un Nuovo Testamento. Io ho preso una Bibbia in borsa, perché sempre prendo la mia Bibbia.
Ia presa la Bibbia, ia leggito con lei, e quel versículo, ha pregato. E, io credo che qui il Signore ha fatto una cosa nuova. E dopo, un altro giorno, facciamo che a casa di lei, outro giorno che eu era a casa di lei, ha fatto questa mesma cosa, queste cose. E tutto il giorno che va a casa sua, lei aspetta che sempre è andata veloce per il lavoro, ma adesso non, aspetta che stare con me per fare aquela preghiera, per leggere aquela Bibbia. E questo, eu vedo che Dio sta lavorando a quella famiglia, na vida di questa donna. Amém? Peço preghiera per questa famiglia. Il nome di suo figlio si chiama Dario. Era un giovane bello, un giovane che tinha un coração buono, ma io sento che Dio c'è una cosa speciale na vida daquele giovane. Amém? E ringrazio a Dio per questa grande opportunità che Dio sta mi dando. Amém? Che possiamo prendere l'esempio della sorella Paola, amém? Che possiamo predicare la parola di Dio dovunque andiamo, amém? Io leggerò un pezzo dell'inno che parla proprio di questo. Dobbiamo essere gioiosi in predicare la parola di Dio, uni agli altri, amém? Perché noi sappiamo che andiamo al cielo, e gli altri, chi porterà al cielo? Dobbiamo essere noi a portare loro in cielo, amém? Io leggo, guarda, è bello. Quando Gesù ritornerà dal cielo e gioia pieno mi darà lassù. Mi prosterò davanti al suo bel trono per proclamare, Signore, grande sei tu. Amém? Dopo torneremo al cielo e cantaremo davanti a Lui. Signore, grande sei tu. Che possiamo portare la parola fuori, come la sorella Paola ha detto, così tutti andiamo in cielo. Signore, grande sei tu. Signore, grande sei tu. Amém? Siamo noi i portatori della parola di Dio a questo mondo. Amém? Ora passo la parola ai fratello Ricky, che lui porterà la parola di Dio. Il nostro dirigente dell'adolescente. Amém? E voi, adolescenti, state in preghiera nel pensiero perché lui possa portare la parola di Dio. Amém? Que sia la parola di Lui piena dello Spirito Santo di Dio. Amém? Chi può dare un amém? Alleluia, gloria a Dio. Fratello Rick, vieni. Alleluia. Grande sei tu, grande sei tu. Amém? Dio è grande, fratello. Siamo qua per dare lode al suo santo nome. Pace la Chiesa del Signore. Possiamo applaudire per Dio. Possiamo fare un applauso perché a Lui la gloria, a Lui tutto il nostro amore, tutte le nostre forze per Lui. Preghiamo per questa parola. Signore Dio, ti ringrazio in questo momento per questa parola che stai per portarci, Signore. Che questa parola non sia il frutto di un uomo, ma sia il frutto dello Santo Spirito. Che ci condurrai alla verità perfetta, perché ha detto che il Santo Spirito ci condurrà alla verità perfetta. Allora sia fatto in questo luogo così. Che il tuo Santo Spirito apri i nostri cervelli per poter capire questa parola. Che tutto spirito di distrazione che ci possa impedire di capire questa parola se ne vada via nel nome di Gesù. Che lo Spirito si manifesta in questo luogo, Signore. Che questa parola non sia solo un discorso filosofico, ma sia una parola potenza, piena di vita, perché il tuo nome sia glorificato nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Per cominciare
vorrei ringraziare il pastore Victor per la fiducia che mi ha dato, che ha fatto in verso di me per portare la parola qua. Io mi ricordo ancora quando sono arrivato qua, ero seduto dietro di qua e il pastore Victor mi ha chiamato e mi ha detto: Rick, vieni, come ti chiami? Ho detto Rick, e oggi sono qua a portare la parola del Signore. Che gioia! Mai nei miei pensieri, quando ero nel mio paese, potevo immaginare che Dio mi porterà fino a qua per portare la sua parola. Non è stato io, ma è stato Lui. Gloria al Signore. Ringrazio anche il diacono Wallace con la sua moglie che sono state sempre con un cuore aperto. Ringrazio anche tutti di voi, la Chiesa del Signore, che pregate per questo proposito, perché questo proposito non è per una persona, ma è per il Signore. È perché gli animi siano salvati. E io sto credendo e credo che in questa stagione il Signore porterà un risveglio spirituale in questo paese. Amen. Amen. Allora, il tema di oggi, lo che il Santo Spirito mi ha messo dentro il cuore, l'ho chiamato ricevere lo zelo di Dio. Vorrei parlare dello zelo di Dio. Amen. Allora, prima vorrei che noi leggiamo un passaggio, Genesi 1, versetto 1 a 3. Cominciamo all'inizio, per vedere che già all'inizio Dio aveva questo zelo. Genesi 1, versetti 1 a 3. Leggiamo la parola del Signore. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Amen. Qua stiamo vedendo già che Dio sta creando il cielo e la terra, e possiamo vedere già che c'è la presenza dello Spirito, perché la Bibbia ci dice che all'inizio c'era lo Spirito, e la Bibbia ci dice che quando Dio sta per creare, Dio sta dicendo, sta usando la sua parola. E possiamo vedere che Dio a Giovanni aveva ragione quando egli diceva che all'inizio c'era la parola, e questa parola era Dio e era con Dio, e nessuno di quello che è stato creato senza questa parola. Essa era la vita, essa era la luce, e questa luce è venuta nel mondo, ma gli uomini non l'hanno riconosciuto. Quindi possiamo vedere che all'inizio c'erano già lo Spirito, c'era Dio e c'era la parola. E tutto è stato creato mediante la parola, come l'ha detto Giovanni. E questa parola è stato Gesù che era all'inizio, e Dio ha usato questa parola per creare. Possiamo vedere fino alla fine di questo capitolo 1, nel versetto 31, ad ogni momento che Dio sta creando le cose, Egli sta usando la sua parola, perché la parola è l'espressione dell'amore del Signore. E alla fine della creazione, ad ogni momento che Lui creava una cosa, diceva: oh, è benissimo. Quando Dio ti ha creato, ti ha detto: te sei una bellissima cosa. Amen. Te sai che te sei una bellissima cosa? Una creazione di Dio. Quando Egli ha finito di crearti, ha detto che: oh, guarda il diacono Wallace, guarda la Paola, è bellissimo. Amen. Allora, come il diacono Wallace ha detto, perché noi siamo connessi dallo stesso spirito, ha parlato della caduta dell'uomo, e vediamo che anche nella caduta dell'uomo Dio ha usato la sua parola, perché la Bibbia ci dice nel libro di Giovanni capitolo 3 versetto 16 che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede abbia la vita eterna ma non perisca. La stessa parola che era all'origine della creazione, quando l'uomo è caduto, Dio ha usato la stessa parola per salvare l'uomo. Amen.
E questo l'ha fatto anche per amore, perché ha dato la sua, il suo, la Bibbia ci dice che il suo figlio unigenito, perché noi diventiamo salvati. Amen. Possiamo applaudire ancora il Signore? Amen. E possiamo leggere Isaia 9 versetto 5 a 6. Isaia 9 versetto 5 a 6. C'è un sacco di cose da leggere. Isaia 9 versetto 5 a 6. Leggiamo la parola di Dio. Più che un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Dio e il suo regno, per stabilire fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia. Da ora e per sempre questa farà lo zelo del Signore degli esserci. Amen? Allora, qua Isaia ci sta profetizzando che sarà qualcuno che verrà, e sta parlando di Gesù, che verrà, che si chiamerà Emanuele, Dio onnipotente, per salvare l'uomo, e sta usando la parola zelo per mostrare che il Signore nel suo proposito non ha lasciato l'uomo. Egli vuole andare fino alla fine per salvare quest'uomo. E è questo lo zelo del Signore, perché quando il Signore fa qualcosa non lo fa per metà, ma lo fa fino alla fine. Ho parlato della creazione, e quando Dio sta creando le cose, Egli è andato fino al 6° giorno, e la Bibbia ci dice che è riposato il 7° giorno. Amen? Dio non è un pigro, Dio è forte. Ha fatto la terra, il cielo, tutto questo, e alla fine si è riposato. E quando ha visto che l'uomo era caduto ha detto di no. Al momento il fratello, mi piace il Santo Spirito, perché ha parlato mediante il fratello Wallace, e ha detto che dal momento che l'uomo aveva peccato gli ha coperto, perché cominciava già il progetto di mandare questa parola a Gesù affinché noi possiamo essere salvati. Dio non ci ha abbandonato, non ci ha lasciato nel peccato, ma ha mandato il suo figlio perché noi siamo salvati. E questo lo zelo di Dio. E oggi io credo che Dio ci vuole comunicare questo zelo con la sua parola. Amen? C'è qualcuno che vuole ricevere lo zelo del Signore, di Dio? Amen. Allora proseguiamo. Allora prima vorrei dare una definizione dello zelo. La parola ebraica per lo zelo è kana, che significa anche gelosia, nel senso di amore esclusivo e protettivo. Allora io ho cercato molte definizioni, ma di ciò che il Santo Spirito mi ha messo dentro il cuore, vi do questa definizione. Lo zelo di Dio è lo stato dello Spirito di Dio al culmine della sua motivazione per portare un compimento con amore. Amen? Ripeto, lo zelo di Dio è lo stato di spirito di Dio, lo stato dello Spirito di Dio al massimo della sua motivazione per fare un compito, ma facendolo con amore, perché tutto ciò che Dio fa lo fa con amore, perché Egli usa la sua parola. Amen? E la sua parola è l'espressione del suo amore. Possiamo applaudire ancora il Signore. Mi piace la parola del Signore. Allora, tuttavia, prima di parlare dello zelo che Dio possa comunicare alla sua Chiesa, vorrei parlare degli altri zeli che noi possiamo trovare nella Chiesa. Allora, questa parola che vado a comunicare sarà un po' dura, ma dobbiamo dire la verità, no? È la parola di Dio, no? Spero che non sarete arrabbiati, ma dobbiamo dire la verità, perché Paolo, quando lui predicava la parola, non predicava la parola solo perché le persone gli danno gli applausi, ma predicava la parola perché le persone siano ravveduti. Amen? Amen. Allora, il primo zelo che noi possiamo vedere nella Chiesa e che possiamo identificare
è lo zelo che ho chiamato lo zelo suscitato da un profito. Amen? Giovanni 6, versetto 22 a 26. Giovanni 6, versetto 22 a 26. Non c'è la nostra... Ok, leggerò. Gloria a Dio. Giovanni 6, versetto 22 a 26. Alleluia. Giovanni 6, versetto 22 a 26. Il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare si rese conto che là non c'era altro che una sola barca e che Gesù non vi era salito e con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche intanto erano giunte di Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù era lì e nemmeno i suoi discepoli, montò in quella barca e andò a Capernaum in cerca di Gesù, cercando Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli disse: Rabbi, quando sei giunto qui? Gesù rispose a loro: in verità, vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Amen? Allora, possiamo vedere qua, per fare un contesto, Gesù ha moltiplicato il pane, c'era una folla, tantissima, una grande folla, e Gesù ha moltiplicato il pane, c'era 5 pane, 2 pesci, se non mi sbaglio, e ha moltiplicato questi pane, e queste persone hanno visto: oh, c'è da mangiare, noi dobbiamo seguire quest'uomo, c'è da mangiare, oh, e hanno cominciato a seguire Gesù dietro, ma dove è Gesù? E hanno visto una barca vuota, oh, ma non ha preso la barca, e sono andato fino a Capernaum per cercarlo. E quando l'hanno trovato, l'hanno detto: oh, Rabbi, guardati, bello, Rabbi, noi ti stiamo cercando Gesù. E Gesù ha detto che no, voi mi state cercando perché avete fame, perché voi volete che io vi dia il pane. E ci sono tanti cristiani nella Chiesa, purtroppo, che sono così, che seguono Gesù non per quello, non per amore, ma per quello che Gesù può dare. Amen? Tanti cristiani seguono Gesù perché sanno che Gesù è capace di dare il pane. Non seguono il cuore, ma vogliono la mano. Ma qui c'è più della mano, c'è il cuore di Dio. Amen? E Gesù dice a loro che Gesù ha parlato di una maniera molto dura, dicendo: io sono il pane della vita, il pane che viene dal cielo. Voi dovete cercare questo pane. I vostri antenati hanno mangiato la manna nel deserto, ma io sono il pane della vita. E un po' davanti gli ha detto che se volete mi seguire dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. E queste persone hanno detto: ma che cosa quest'uomo sta dicendo? Mangiare la sua carne? Ma come mai mangiare la sua carne? Non è possibile. No. E la Bibbia ci dice che tanti di loro lo abbandonarono. Te abbandonerà Gesù? Se Gesù non ti desse quella casa che stai cercando, abbandonerai Gesù? Se Gesù non fa i miracoli per cui stai venendo in chiesa, abbandonerai Gesù? Se Gesù non ti dà questa macchina che stai cercando, abbandonerai Gesù? Questo lavoro, abbandonerai Gesù? Quali sono le tue motivazioni? Quali sono le tue motivazioni che ti portano in chiesa, che ti fa alzare la mattina dicendo: io vado nella casa del Signore, io vorrei cantare e lodare? Quali sono le tue motivazioni? È questa casa? È questa macchina? È questo lavoro? O è essere nella presenza di Dio? E la Bibbia ci dice che anche lui dice ai 12 che erano con lui, e gli aveva detto: anche voi, se volete, potete andare. E Pietro, toccato dallo Spirito Santo, ha detto: dove andremo, Rabbi? Tu sei colui che ha le parole della vita. Amen?
Gesù non ha solo il pane, ma ha le parole della vita. Ma io vorrei dire qualcosa. Gesù non ha solo le parole della vita, è Lui la parola della vita. Amen? È Lui che porta la vita. Possiamo applaudire per il Signore? Amen. Ecco perché a me piace il pastore João Vitor, perché lui non predica perché le persone facciano gli applausi. Lui non predica perché le persone diventano tantissime qua come noi. Io non sto criticando altre chiese, ma egli predica perché e lui parla di quello che lo Spirito Santo gli dà. Amen? E lui non predica perché le persone vedono tantissime in chiesa. No, egli predica perché lo Santo Spirito li guida. E noi dobbiamo predicare la parola non per piacere agli altri, ma per piacere al Signore. Perché Giovanni il Battista diceva: ravvedetevi, perché il regno del cielo sta per venire. Amen. Non dobbiamo avere paura di dire agli altri: è bello di predicare un messaggio, di dire che il Signore ti ama, il Signore ti darà la macchina, ma è anche interessante, molto interessante di dire: devi ravvederti perché il Signore sta tornando, perché il regno di cielo sta tornando. Alleluia, gloria al Signore. Gloria al Signore. Se io cominciassi a predicare qua, a dire devi lasciare l'immoralità sessuale, se io cominciare a predicare qua, dire che devi ravvederti, devi lasciare tutto quello che stai facendo, devi purificarti, cosa farai? Tornerai domani per ascoltare questa parola? Se io non ti dicesse che Dio non ha bisogno di darti prima questa casa, ma ha bisogno che tu possa prima cambiare la tua vita. Tu devi essere purificati, perché Mosè aveva detto al popolo: domani purificatevi perché Dio sarà intorno a voi. Alleluia. Ecco perché Gesù diceva: cercate prima il regno del cielo e vi saranno sopraggiunte altre cose. Noi dobbiamo cercare prima il regno del cielo. La nostra motivazione è di cercare prima il regno del cielo. Se no, quando Dio ci... Sapete, ci sono altre cose che noi chiediamo al Signore e il Signore non ci dà, non perché è cattivo, ma perché Egli ci vuole insegnare che prima è importante cercare il regno del cielo. Perché Gesù non ha dato la sua vita perché tu abbia una macchina. Gesù non ha dato la sua vita perché tu possa avere, non lo so, che tu possa lavorare. Ma Gesù ha dato la sua vita perché tu possa essere salvato. Amen. Se qua si facesse dei grandi miracoli, si predicasse che avrai la macchina e tutte le persone avevano la macchina, vedrete che tutti questi banchi ci saranno delle persone. Ma siccome qua si predica la verità, ma le persone non gli interessano ascoltare la verità. Quando ascoltano la verità, i loro cuori diventano così duri, come queste persone hanno detto: che queste parole sta dicendo che noi dobbiamo mangiare? Ma coloro che erano spirituali avevano capito che parlava di cose grandi, che sono più del pane che loro cercavano, che sono più del cibo che loro cercavano. Dio parlava della vita eterna. Amen. Se fino a questo momento non siete arrabbiati con me, questo vuol dire che voi anche avete lo stesso spirito che ha spinto Pietro a dire che tu sei colui che ha le parole della vita. Amen. Siete arrabbiati con me? Posso continuare a dire la verità? Ok, continuiamo. Cioè, il secondo tipo di zelo che possiamo trovare in chiesa è lo zelo suscitato per la reputazione. Amen. Lo zelo suscitato per la reputazione. Possiamo leggere Apocalisse 2, versetto 2 a 7? Apocalisse 2, versetto 2 a 7. Apocalisse 2, versetto... Oddio. Apocalisse 2, versetto 2 a 7.
Leggiamo la parola di Dio. Apocalisse 2, versetto 2 a 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le stelle nella sua destra, cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai che sto che detesti le opere detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto. Che chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese, e a chi vince io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Amen. Allora la chiesa di Efeso era una chiesa che faceva le cose buonissime, che era organizzata, che aveva in disprezzo le pratiche dei Nicolaiti, che i Nicolaiti sono delle persone che avevano questa dottrina di sacrificare, di questa tutta dottrina di sacrificare le cose agli idoli, tutto quello che il Signore odiava. È quello che i Nicolaiti facevano. E il Signore sta dicendo alla sua chiesa: ravvedetevi, tornate al primo amore. Ma la cosa più importante qua è di vedere che è una chiesa organizzata, che serve il Signore, che fa tutto per la gloria del Signore. Per il Signore sta dicendo: no, non è questo il più importante. Il più importante è l'amore. Amen. E io vorrei parlare, scusatemi, non arrabbiatevi, a coloro che servono il Signore. Se un giorno il pastore Vittorio ti dicesse: Ricky, tu non predicherai più, continuerai a venire in chiesa? Se un giorno il pastore Gioavo Vittor ti dirà: la Paola, tu non cucinerai più, continuerai a venire in chiesa? Qual è la tua motivazione? Qual è la tua motivazione? La tua motivazione: te vieni in chiesa perché te sei un servo, o vieni per amore del Signore? Te vieni in chiesa perché tu sai gestire le cose di là, o perché tu ami il Signore? Perché nel cielo non ci sarà ancora una predicazione. Come farai? Come vivrai? Vivrai per la predicazione o vivrai per glorificando il Signore? E ci sono tantissime persone che vengono in chiesa perché lo zelo di venire in chiesa, lo zelo di seguire il Signore, è perché hanno una reputazione. Io sono predicatore, io sono non lo so, io sono cantante, io canto, quando canto io devo essere in chiesa perché io canto. Io devo dire la verità: all'inizio quando avevo cominciato la mia incontro con Gesù, io andavo in chiesa, amavo Gesù, ma andavo in chiesa perché mi dicevo che oggi se il pastore non mi vede in chiesa dirai: questo ragazzo non è un ragazzo che ha il fuoco. Quindi io volevo non impressionare prima Gesù, ma prima impressionare il pastore. E ci sono tantissime persone che vengono in chiesa non perché vogliono essere innamorato dal Signore, ma perché vogliono che il pastore li vedono, questa sorella viene spesso in chiesa, questa sorella sa servire, questo fratello sa predicare, quest'uomo sa giocare il pianoforte. Ma non è questo il più importante, perché il più importante è di essere grande davanti a Dio. Perché quando l'angelo è venuto davanti a la madre di Giovanni il Battista, ha detto alla madre di Giovanni il Battista che egli sarà piccolo davanti agli uomini, ma sarà grande davanti a Dio. Il più importante è di essere grande davanti a Dio. E per essere grande davanti a Dio devi amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutti i tuoi pensieri e con tutta la tua anima.
Amen. Oh, io prego questa mattina, se te fossi una persona che amava il Signore perché avevi una reputazione, perché se tu era una persona all'ebraia sute, se tu fossi una persona che amava il Signore per conservare la tua reputazione, io prego che stamattina che il Dio ti comunica il suo zelo, il suo zelo affinché tu possa cambiare, affinché tu possa essere in grado di amarlo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto il tuo corpo, con tutto che ti compongono. È duro l'italiano. Ci sono alcune persone che non peccano non perché hanno paura del Signore, temono il Signore, ma non peccano perché non vogliono distruggere la loro reputazione in chiesa. Perché il pastore vede, oh guarda quello ragazzo Rick, è santo, si dice santo, no? È santo, lui non pecca e lui non fa. Ci sono alcune persone che non vogliono che la loro reputazione sia distrutta in chiesa, che tutti i fratelli li vedono come i santi. Guarda questo fratello, è santificato. E le persone fanno così e vogliono, c'è loro zelo. No, il tuo zelo è perché non vuoi che le persone ti vedano peccare. Non è perché tu ami il Signore, ma tu non vuoi che le persone ti vedano peccare. Ma quando caderai nel peccato, cosa farai? Come farai? Quando tutte le persone ti guarderanno e diranno, guarda il santo ha peccato, oh il santo fratello Rick che predicava la parola, guarda ha peccato, come farai? Ritornerai in chiesa? Ritornerai in chiesa? Amen? Non arrabbiate, eh? Non vi arrabbiate. Continuiamo. Allora, se un giorno il pastore Joao Victor ti parlasse male, perché egli è una persona, se un giorno ti parlasse male, tornerai in chiesa? Molte persone hanno lasciato la chiesa perché il pastore ha parlato male. Ma sei il pastore che è morto alla croce per te, o è Gesù che è morto alla croce per te? Molte persone, se il pastore fa qualcosa di sbagliato, il pastore ha fatto questo, io non pregherò più in questa chiesa, guarda come il pastore sta facendo, guarda come il pastore sta prendendo questo fratello ricco che non ha fatto teologia per predicare la parola, io non andrò più in questa chiesa. Che Dio ci aiuti a avere lo zelo non per gli uomini, ma per la sua parola. L'altro zelo che possiamo identificare in chiesa è lo zelo ispirato dalla paura. 1 Corinzi 9 versetto 27 dice che, faccio veloce perché se cerco ancora non risparmieremo il tempo. Paolo dice che io tratto duramente il mio corpo con paura di essere squalificato. Questo zelo non è cattivo di averlo, ma non è sufficiente. Perché se stai facendo una purificazione solo perché hai paura che non pecchi, questo è sbagliato. Amen? Perché noi ci santifichiamo non perché abbiamo paura di peccare, ma noi ci santifichiamo perché siamo un popolo di Dio. Amen? Amen è in francese. Amen? Noi ci santifichiamo perché siamo un popolo di Dio, non perché abbiamo paura di peccare, non perché abbiamo paura. Sapete, dobbiamo dire la verità, fratelli. Possiamo parlare? Ci sono alcune persone che non peccano perché hanno paura che Dio li colpiscono. Ho paura che Dio possa colpirmi, quindi non posso peccare. No, non dobbiamo avere paura che Dio ci colpisce, ma dobbiamo avere paura di ferire il cuore di Dio. Amen?
Perché Dio ha un cuore, è biblico, no? La Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo. Se Lui ha tanto amato il mondo vuol dire che ha un cuore. Quindi noi dobbiamo non avere paura che Dio ci colpisce, perché Dio è un Dio d'amore, ma dobbiamo avere paura di ferire il cuore di Dio, perché Dio ci ama e Dio non ci vuole vedere nel peccato e Dio non ci vuole vedere nelle cose che non glorificano il suo nome. Dio ci vuole vedere santo per la sua gloria, perché Egli ha dato il suo figlio perché noi diventiamo santi. Quindi dobbiamo santificarci non perché abbiamo paura che Dio ci colpisce. Ho paura che Dio possa colpirmi, che Dio possa togliere tutto quello, la benedizione che Egli mi ha dato. No, devi avere paura di ferire il cuore del Signore, perché il Signore è il tuo amore, Egli ti ama e Egli vuole fare di te la sua coppia, la sua sposa, la sua chiesa. Possiamo applaudire il Signore? Alleluia. Lo zelo ispirato dalla paura, ispirato nella mia famiglia c'è tante difficoltà, quindi io devo pregare perché io non voglio somigliare al mio babbo, io non voglio somigliare ci sono, sapete, non lo so qua, ma da me, dal mio paese, apro una parentesi, ci sono dei stregoni. E ci sono tante persone che vanno in chiesa non perché amano il Signore, ma perché hanno paura delle stregone. Io devo pregare, devo essere nella presenza di Dio perché non mi colpisce un stregone. No. Dio ci ha dato il potere su tutto. Ti ha dato il Santo Spirito, il Spirito il più alto, il più superiore dagli altri spiriti. E lì quando fa la sua entrata a qualche parte e tutti i spiriti stanno zitto, si mettono non a più parlare, se ne vadano via, perché è il Spirito di Dio, il Santo Spirito. Amen? Scusatemi perché mi sto sbagliando in italiano. Però è più importante di non avere paura, perché Dio, vorrei pregare perché lo Spirito mi sta per condurre a pregare per uno spirito di paura, perché ci sono altre persone che io non voglio perdere il mio lavoro, devo pregare, io non voglio perdere la mia moglie, devo pregare, io non voglio perdere la mia casa. No! Il Signore ci ha dato uno spirito superiore. Paolo diceva a Timoteo, non è uno spirito di paura che il Signore ci ha dato, ma uno spirito di vittoria, uno spirito che ti dà coraggio, uno spirito grande. Tu non devi avere paura. Io prego oggi nel nome di Gesù che questo spirito di paura se ne vada via adesso che sto parlando, nel nome di Gesù. Te non devi temere il mondo, non devi temere, io ho paura. No! La Bibbia ci dice che il Signore ci ha liberato dal mondo. Il Signore ci ha liberato dal mondo. Ci ha dato la potenza. La Bibbia dice che il nome suo è elevato al di sopra di tutte le cose. Tutte le cose si inginocchiano davanti al nome di Gesù, che sia la paura, che sia tutte le cose. Allora non devi avere paura perché il Signore è con te. Davide diceva, anche se io camminassi nell'ombra della vallea della morte, io non temerò alcuni mali, perché il Signore è con me, il Signore è con te. Anche se stai attraversando delle periodi difficili, non devi avere paura, perché il Signore non ha lasciato una persona. Davide diceva, ho camminato sulla terra, ma non ho visto il giusto mancare il pane nella sua casa. Il Signore non ti lascerà se te sei giusto. Il Signore non ti lascerà se te sei giusto, nel nome di Gesù. Il Signore non può lasciarti. Non devi avere paura, perché a volte le situazioni, come i discepoli nella barca, il vento hanno detto, cosa? Noi staremo per morire. Ma Dio ha detto, no, uomini di poco fede, non dovete temere. Amen. Possiamo applaudire il Signore? Che Dio ti dà la forza per superare questa paura. Che Dio ti dà la forza per superare questi problemi che stai attraversando. Nel nome di Gesù.
Quell'altro tipo di zelo che ho identificato è lo zelo del gruppo. Ci sono tantissime persone che vengono in chiesa perché vengono in gruppo. Ah, mi ha portato il fratello Rick. Fratello Rick, domenica andremo in chiesa. Ah, io non sarò in chiesa. Ah, nemmeno io. Ci sono persone che quando facciamo l'adorazione qua, fanno l'adorazione Yahweh, Alfa, quando siamo nel gruppo. Ma quando sei a casa tua, fai l'adorazione? Perché la vita cristiana è prima una relazione con Dio, non è una relazione di gruppo. Quando Dio verrai per aprire la chiesa, ti rapirai uno per uno, non in gruppo. Oggi non c'è stato tante persone in chiesa, non ho sentito lo Spirito del Signore. Che ti ha detto che il Spirito del Signore viene quando ci sono tantissime persone? Lo zelo del gruppo. In questa chiesa non ci sono tante persone. Io andrò di là dove c'è tantissime persone perché a me piace quando cantano in gruppo. A casa tua. Scusatemi fratelli, non vi arrabbiate. Quando siamo qua nella presenza di Signore, quando facciamo per esempio l'adorazione, io non voglio giudicare nessuno, ma a volte vedo dei fratelli che sono così. Siamo per adorare dei fratelli che sono così. Ma io mi chiedo dentro di me, se qua in chiesa sei così, ma a casa tua come fa? Ce l'hai il tempo di adorare il Signore? Ci sono delle persone che vengono in chiesa, che aprono la loro Bibbia solo in chiesa, ma quando sono a casa non hanno il tempo. Perché l'effetto del gruppo fa che io apro la mia Bibbia, ma quando sono a casa. Questa settimana hai letto la tua Bibbia? Quante volte hai letto la tua Bibbia? Perché il Signore non vuole un effetto del gruppo, il Signore vuole una relazione, il Signore ti vuole parlare a te, prima a te. E quando noi veniamo in chiesa non è solo il fuoco di Pastore Joao Victor, è il tuo fuoco, il fuoco della Gnoma, il fuoco del Diacono Wallace, il fuoco noi tutti, i nostri fuochi fa che il Spirito si muove. Ma come saremo una chiesa svegliata se noi non abbiamo il fuoco? Dobbiamo andare in chiesa, a casa, cercare Dio. Dobbiamo dire: Signore, io ti amo. Oh, il mio marito, vorrei parlare con te, vorrei ballare per te. Oh Dio, Dio è vivente, non è morto. Anche se non hai il tempo, anche se stai cucinando, stai lodando il Signore. Io so che se sei qua, perché Gesù quando vedeva questa donna ha detto che non è più nel tempio che noi loderemo il Signore, non è più nel tempo che voi adorerete il Signore. L'ora è venuto che quando l'adorazione sarà fatta nello spirito e nella verità. Dio non si trova più solo in un luogo preciso, ma si trova in te. E devi imparare ad ascoltare il Santo Spirito. Nel nome di Gesù io ti comunico questa dimensione di preghiera a casa. Io ti comunico una dimensione di preghiera a casa, una dimensione di lettura biblica a casa. Quando ce l'hai il tempo, trovare il tempo, anche se tutte le condizioni non si riuniscono affinché tu possa trovare un tempo per leggere, ma tu stai facendo il tuo meglio per trovare, perché dici: io voglio conservare il mio fuoco, io voglio essere nella presenza di Dio, io voglio parlare al mio amore. Ale Rabashadai, Elia Sute, Gesù. Alleluia. Sapete, Pietro davanti a Gesù, quando Gesù gli ha detto: Pietro, tu sai, un giorno mi negherai. Si dice negherà, no? Mi negherai. Pietro ha detto: no, Gesù, io non ti negherò mai. Gesù, io ti amo. Gesù, io ti amo. Perché c'era il gruppo: Gesù, io ti amo. E quando leggiamo il Vangelo vediamo che tra Giovanni e Pietro c'era un tipo di concorrenza. Di concorrenza, non so come si dice in italiano, però concorrenza, faceva come: io sono il discepolo il più amato di Gesù. Sì, concorrenza, sì. E Pietro diceva: no, Gesù, io ti amo. Gesù, io ti amo, Gesù.
E questo giorno, quando non c'era la folla, non c'era nessuno, ha negato Gesù, ha detto Gesù, io non ti... Conosci Gesù? Io non lo conosco, non l'ho mai... Quest'uomo non l'ho mai sentito. Io no, io no. Non l'ho mai sentito. Perché la paura ha preso il controllo della sua vita. È la stessa cosa con noi. Quando siamo qua nel gruppo, Gesù è vivente. Quando sei alla scuola, parli di Gesù. Quando sei nei luoghi dove nessuno ti vede, dove il diacono Wallace non ti vede, quante volte parli di Gesù? Questa settimana a chi hai parlato di Gesù? Questa settimana quante volte hai parlato del tuo amore? Hai predicato il Vangelo? Hai detto a qualcuno Gesù ti ama? Hai detto a qualcuno devi lasciare il peccato, devi seguire Gesù? Vieni, io ti mostrerò colui che porta al Padre, colui che porta la verità, colui che porta, vieni, io ti mostrerò il mio Dio, alleluia, Gesù. Vieni, io ti mostrerò colui che cambia la vita di qualcuno. Vieni, io ti mostrerò colui che guarisce le ferite, le piaghe del cuore. Vieni, io ti mostrerò il mio segreto. Sai come io faccio? Vieni, io ti mostrerò il mio segreto. Gloria a Dio. Possiamo applaudire per il Signore. Il Signore non vuole i cristiani che piacciono i gruppi. Il Signore sta cercando degli uomini come Davide, anche se lui gestiva delle pecore, ma lui cantava al Signore e lì non si preoccupava delle persone. Davide era capace di ballare davanti alla folla, ma era anche capace di andare nella presenza di Dio e dire anche, mi ricordo, oh Dio, grazie, mi ricordo di questo versetto. Davide nel deserto sta dicendo che l'anima mia grida al Signore, l'anima mia sta cercando il Signore. Non c'era nessuno per vederli, ma nel deserto sta cercando il Signore. Alleluia. L'altro tipo del zelo è lo zelo causato dalle esperienze. Tantissime persone vengono in chiesa perché Dio li ha benedetto. Dio loro ha dato una casa, i vestiti. E io devo andare in chiesa perché io so che il Signore mi benedirà ancora, perché mi ha già dato qualcosa. Non è cattivo di pensare così, ma questo non deve essere il tuo zelo, perché il Signore ha fatto che io venga in Italia, quindi devo andare in chiesa per ringraziarlo. Ma ringrazierai sempre il Signore ogni giorno, e il giorno in cui vedrai che il Signore non sta facendo qualcos'altro, continuerai a ringraziarli o smetterai? Dobbiamo smettere di essere cristiani spinti dalle emozioni, perché noi a volte siamo una chiesa emozionata. Mi ricordo di questa predica del pastore Joao Victor che diceva che c'è l'ambiente spirituale e c'è il mondo spirituale, e ci sono tantissime persone che promuovono l'ambiente spirituale ma che non vivono nel mondo spirituale. Quando vivi dei momenti difficili, cosa dici a Gesù? Signore, io sono stanco, io non andrò più in chiesa. Questa situazione non lo sai gestire, io andrò più in chiesa, io sono stanco. Ma Davide nel deserto, quando fuggiva davanti a Saul, si dice Saul in francese, non so come si dice in italiano, ma continuava Saul a pregare il Signore, a credere. Fratelli, sorelle, anche se stai vivendo dei momenti difficili, non devi smettere di cercare il Signore. Devi continuare a avere lo zelo. Le esperienze della vita non devi fare che tu possa lasciare il Signore, perché ci sono delle persone più grandi, più potenti, come Daniele, che è andata nel questo buco con i leoni, ma non ha lasciato il Signore. Delle persone che hanno vissuto delle cose difficili, ma non ha lasciato il Signore. A volte le emozioni ci possono fare pensare che Gesù non è lì, che Dio non è lì, che lo Spirito non è lì. Perché ricordatevi, anche Gesù sulla croce ha detto che Padre, perché mi ha lasciato?
A volte possiamo pensare che il silenzio di Dio è il fatto che Dio ci ha lasciato. Ma Gesù ha anche detto: no, no, io conosco la parola e la parola mi dice che tutto è compiuto. Amen. A volte il Signore ti lascia vivere dei momenti difficili, non perché Egli è cattivo, ma ti vuole fare capire una cosa, affinché noi capiamo e diciamo che tutto è compiuto. Perché c'è un fratello che può vivere la stessa cosa che te ha vissuto e un giorno sarai in grado di dirlo: io un giorno ho perso la mia mamma, ma non ho lasciato il Signore, sono stato radicato dal Signore e il Signore ha guarito le mie ferite, anche se io piangevo, anche se io parlavo da solo, dicevo perché questo, ma il Signore non mi ha lasciato, perché Dio ha visto il suo figlio nella croce dicendo: Padre, perché mi ha lasciato? Sì, Dio è capace di essere silenzioso. Dio era lì, vedendo il suo figlio fiaccato, vedendo il suo figlio dicendo: Padre, perché mi ha lasciato? Immaginate il cuore di Dio a questo istante. Ma ha lasciato perché doveva essere compiuto questa, che Gesù doveva essere risorto, affinché lo zelo che animava Dio di mandare il suo figlio unigenito perché noi diventiamo salvati possa andare fino alla fine, perché Dio non fa le cose a metà, lui va fino alla fine. La tua sofferenza sarà una testimonia per una persona e tu gli dirai: anch'io ho vissuto quelle cose, il Signore mi ha mai lasciato. Devo incoraggiarti, fratello, alzati, prendi il tuo letto e cammina. Amen. Faccio veloce. Io so che ci sono tantissime persone che stanno vivendo dei momenti difficili in questo momento, ma io vorrei pregare che il Signore ti accorda la grazia di essere radicato a Lui, anche se i venti vogliono sopraffarti, ma i venti non ti sopraffaranno, perché Dio ti tiene nella mano. Non devi agire in base a quello che stai vivendo, a quello che stai vedendo, ma devi vivere in base a quello che sai di Dio, che Dio non ci lascerà. Nel nome di Gesù ricevi questa parola. Amen. Continuiamo. Lo zelo suscitato dalla parola e dalla fede. Questo è lo zelo suscitato dalla parola che dà la fede. Io mi fermo qua. So che vi state dicendo: questo fratello parla molto. A me piace parlare della parola di Dio. Amen. Allora, lo zelo suscitato dalla parola che dà la fede. Conoscete questo passaggio della scrittura dove Lazzaro morì e Gesù andò alla tomba di Lazzaro e c'è Marta e Marta gli dice, e gli dice a Marta: sai, oggi Dio farà qualcosa. E Marta gli dice: non preoccuparti, so che risorgerà nell'ultimo giorno. Marta aveva la fede, aveva la speranza, perché la fede è anche la speranza. Amen. Non è che non aveva la fede. E questa era il suo zelo, no? Lo zelo di Marta era di dire che alla fine io so che Lazzaro risusciterà. Ma Gesù gli ha detto: Marta, Marta, no, ti avevo detto qualcosa, ricordati, ti avevo detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Amen. Fratello, vorrei che noi cambiamo la nostra maniera di vedere la fede oggi, perché noi vediamo la fede come una speranza, ma la fede non è solo una speranza, la fede è qualcosa di più potente. Vi spiego. A volte noi diciamo: io so che Dio farà, io so che Dio farà, io so che Dio farà. No, oggi Dio ti sta dicendo di non dire più io so che Dio farà. Oggi Dio ti sta dicendo di dire: Dio ha già fatto. Amen. Dio ha già fatto. Dio ha già fatto.
perché la fede è questa cosa che porta che quello che non si vede quando credi che questo è già fatto. Ecco perché Gesù ha detto che anche se credi, se tu credi, dirai a questa monte spostati e il monte si sposterà. Non devi sperare che il monte si sposterà, perché se tu dai speranza che il monte si sposterà, il monte non si sposterà. Ma se tu credi che il monte si sposterà e dici che il monte si sta spostando oggi, adesso, il monte si sposterà. Sai perché? Perché Dio ti ha dato la parola, la stessa parola con il quale ha creato il mondo, la stessa parola con la quale ha detto che la luce fu, e la luce fu. E tu sei capace di dire che questa monte spostati e il monte si sposterà, perché Dio ci ha dato la parola e la parola è Gesù e questa parola vive in noi e siamo capaci di fare i miracoli, siamo capaci di guarire le persone malate, perché noi non speriamo ma crediamo che Dio ha già guarito, che Dio ha già fatto prima che questo si fa. È la maniera di operare di Gesù, di Dio, e questo è lo zelo di Dio. Al massimo della sua capacità dice che la luce fu e la luce fu. Noi siamo in grado di farlo, ma il problema con noi pensiamo che no, Dio farà. No, Dio ci ha già dato la tua parola, è il tuo turno di fare, amen. È il tuo turno, perché amo questo versetto quando egli diceva che lo Spirito del Signore è su di me, mi ha unto per annunciare la buona notizia, per guarire. Lo Spirito è su di te. Meglio ancora, lo Spirito è dentro di te. Sei capace di fare quelle cose, sei capace di chiamare le cose che non esistono all'esistenza. Romani 17, versetto 19, la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola da Cristo. Questa parola ti sta comunicando questa fede di essere capace di dire a una cosa spostati, di dire a una malattia spostati. Mi ricordo un giorno quando stavo per preparare il mio viaggio, la mia mamma, avevamo bisogno dei soldi e la mia mamma, stiamo per cercare i soldi e c'era un amico della mia mamma che aveva fatto una promessa alla mia mamma che lì gli darà i soldi, e questa amica ha chiamato la mia mamma, ha detto che guarda, i soldi che io ti dovevo dare non te lo darò più, e la mia mamma ha detto che va bene. Io ho detto mamma no, non possiamo accettare questo, io credo che il Signore farà. Io ho pregato, ho detto nel nome di Gesù, io sto dicendo adesso questa sorella, questa amica della mia mamma cambierà la sua volontà e gli darà i soldi alla mia mamma adesso. E ho detto alla mamma chiamala, e la mamma gli ha chiamato e gli ha detto, la mamma gli ha detto ma perché? E gli ha detto alla mamma, ma perché mi stai chiamando ancora? La mamma mi ha detto ma ti volevo, ma questo soldo. Ho detto ok, va bene, te lo darò. Amen. Siamo capaci di cambiare. Il problema con noi, non abbiamo coscienza di quello che Dio ha messo dentro di noi. Noi pensiamo che lo Spirito Santo è solo una potenza. No, è una persona capace di fare spostare il monte. Il giorno in cui noi capiremo questa cosa, faremo grandi cose. La donna ha il flusso di sangue. Scusatemi, io parlo tanto, io sto per finire, scusatemi, datemi un po' di tempo, non vi arrabbiate. La donna con il flusso di sangue, secondo voi, a chi ha parlato? Secondo voi, la donna con il flusso di sangue. Conosciamo questa storia? Quella donna che aveva il flusso di sangue ha ascoltato la parola, ha ascoltato che c'era un Gesù che faceva i miracoli e si è arrampicato nella folla, anche se la legge diceva che una donna impure non può essere davanti agli uomini, ma lei si è arrampicata cercando il Signore, e la Bibbia dice che lei si è detto dentro di sé che sì, se io arrivassi a toccare il mantello del suo vestito, so che io sarò guarito. Che fede, questo è lo zelo che comunica la parola, sai? Dio fa i miracoli nella vita di una persona in proporzione all'immagine che la persona ha di Dio. Se la tua immagine di Dio è poco, se tu pensi che Dio è solo capace di darti il pane, Dio ti darà solo il pane. Quando pregherai per le grandi cose non si compieranno, ma se pensi che Dio è capace di portare un miracolo, di guarire una persona che è malata, di fare grandi cose, grandissime cose nella tua vita,
Dio farà grandi cose, i miracoli nella tua vita, i miracoli nella tua vita. Dobbiamo essere questa come quella donna, dirsi dentro di noi che il Signore è capace di fare miracoli. Per finire vi do un segreto. Sapete come Dio comunica il suo zelo? Dio comunica il suo zelo non nel momento che siamo qua in pubblica, ma comunica il suo zelo nella relazione che noi abbiamo con Lui. Nel luogo segreto. È lì che Dio ci comunica. È lì che Dio ci comunica lo zelo suo. Dobbiamo cercare lo zelo di Dio, perché lo zelo di Dio ti spingerà a amarli con tutti i nostri pensieri, con tutto il nostro cuore, con tutti i nostri... E lo zelo di Dio ti spingerà, sai, lo zelo di Dio ti spingerà a fare grandi cose, a pregare per le persone malate, e le persone malate saranno risorte. Amen. Possiamo fare una preghiera per finire? Abbiamo finito? Possiamo fare una preghiera? Io so che mi ricordo di questa parola. Dio ha dato la sua parola a Ezechiele, ha detto a Ezechiele, profetizza. E Ezechiele ha profetizzato su quelle ossa. Dio ci ha dato la parola. Dio ci ha dato Gesù. E meglio ancora, Dio ci ha dato il Spirito. Dove sei? Ho bisogno che tu possa fare una preghiera. Che tu possa dire, Spirito, toccami. Non voglio lasciarti come quella donna con il flusso di sangue. Voglio che oggi tu mi possa toccare. No, che io ti possa toccare. Io non voglio lasciarti passare. Ma io voglio toccarti. Possiamo alzarsi per pregare. So che lo Spirito comincia a fare qualcosa oggi. Tu credi che lo Spirito farà qualcosa oggi? Credi che lo Spirito ti comunicherà lo zelo? Io credo. Santo Spirito, manifestati nell'assemblea adesso che stiamo per pregare, perché abbiamo bisogno dello zelo di Dio. Santo Spirito, manifestati adesso. Santo Spirito, comincia a toccare un cuore. Comunica il fuoco dell'Evangelo. Comunica lo zelo di Dio nel nome di Gesù. Santo Spirito, comincia a toccare un cuore. Comincia a ricostruire una persona. Nel nome di Gesù. Santo Spirito, circonda nell'aula. Comincia a dispacciare. Santo Spirito, manifestati. Le persone hanno bisogno di ricevere quella porzione nel nome di Gesù. Santo Spirito, abbiamo bisogno di ricevere la porzione di Gesù. Abbiamo bisogno di ricevere la parola che ti spingerà a andare, a continuare, a fare, a essere cristiani, credenti, a essere cristiani, sputando, a essere cristiani che vivono la presenza di Dio, che non vivono una relazione così, ma che vivono una relazione così forte. Alleluia. Santo Spirito, manifesta la tua presenza nell'assemblea. Manifestati affinché noi possiamo capire che Dio è qui. Dio è qui con noi. Alleluia. Sicuro come l'aria che respiro. Sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Puoi ripetere ancora? Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che respiro. Sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Comincia a sentire, lo puoi sentire qui in questo istante, lo puoi sentire. Dio è qui. Un'ultima volta.
Dio è qui con noi, alleluia, sicuro come l'aria che respiro, le Shaddai, sicuro come il sole sorge nel mattino, alleluia, sicuro come sto cantando lo puoi sentire, alle Shaddai, lo puoi sentire. Qui in quest'istante lo puoi trovare, Dio è qui, alleluia. Possiamo fare un applauso per il Signore? Io lascio la parola al diacono Wallace. Amen. Que bela parola, amém? Potete sedere? Que bela parola, amém? Nós siamo il tempio dello Spirito Santo di Dio, amém? Volevo ricordare ai fratelli che non c'è agape oggi, che l'agape sarà soltanto nel culto di Santa Cena, amém? Non c'è prima domenica del mese, amém? Oggi non c'è il capitano, però c'è il comandante. Volevo invitare i fratelli Tales a venire davanti a fare la predica finale e anche dare la benedizione alla Chiesa, amém? Siamo di piedi, che il fratello Tales fa la ultima preghiera, così andiamo il presbitero Tales, scusami, e così lui fa la preghiera e manda tutti noi a casa con la presenza di Dio. Chi è contento questa mattina? Amen. Chi ha sentito la parola di Dio? Amen. Che possiamo essere tempio dello Spirito Santo di Dio. E qua in chiesa, in casa, nel lavoro, dove siamo. Amen? Grazie Ricky per la parola. Glória a Dio, pace a tutti. Uma bela parola. Glória a Dio pelo fratello Ricky. Que Dio continue te bendizendo. Eu não sei se diz così, mas vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que vimos e ouvimos nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que ouvimos aqui nesta manhã, Senhor. Que possamos, Senhor, ter o teu zelo, Senhor. O zelo pelas tuas coisas. O zelo que vem do teu coração, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida do Rick, que o Senhor continue usando ele mais e mais, Senhor. Que através dele muitas vidas venham ser alcançadas, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, que muitas almas sejam impactadas pela palavra que saia da boca dos seus lábios. Deus de amor e de graça, que o Senhor nos despede em paz para os nossos lares, continue nos fortalecendo. E nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós para hoje e sempre. Amém.